Arriva il Natale, arriva la grande festa. I comuni del territorio sono pronti a regalare ai cittadini quella magia che solo le feste natalizie donano ogni anno e il comune di Rossano Veneto comincia questa sera con l'accensione del grande albero. Questa sera ci sarà l'accensione dell'albero del presepe e della slitta, uniche luminarie a Rossano, che dureranno fino alla fine dell'Epifania. Pronta per le feste anche Villa Caffo, tra il 10 e l'11 dicembre tanti eventi in programma. Tempo permettendo, insieme alla Proloco, ci saranno laboratori organizzati insieme al Comune di Rossano Veneto, poi tanti giochi, tutte le casette di quartiere allestite per poter ospitare i visitatori con delizie e prelibatezze legate al periodo invernale. Giochi per i più piccoli e l'attesissimo incontro con Babbo Natale, un calendario, quello di Rossano Veneto, che si concluderà con il grande falò della Befana. Il grande falò della Befana, invece, il giorno della Befana, organizzato sempre dalla Proloco, con questa Befana che dovrà fare il discorso e tirare le orecchie al sindaco oppure agli amministratori. Vediamo che cosa mi aspetta il 6 di gennaio. Un mese di luci, magia e grandi eventi, quello del Natale, e anche il comune di Cartigliano è pronto a vestire l'abito più bello. Per dare il benvenuto a questo magico mese partiamo giovedì 8 con la fiaccolata dell'Accensione e il concerto in chiesa parrocchiale del coro Giovani Voci di Bassano. L'11 dicembre gli appuntamenti continuano con la Villa del Natale. Con Mercatino degli Hobbisti, la taverna di Babbo Natale, la pesca dei balocchi, ci sarà Babbo Natale e tanto altro. Il 22 dicembre invece un concerto al Cinema Pio X e poi gli appuntamenti conclusivi a gennaio. Il 5 gennaio la tradizionale tombola della Befana e il 6 i Re Magi consegneranno la calza a tutti i bambini. Buon Natale e vi aspettiamo a Cartigliano.